Dopo le incertezze ci si può sposare, un atteso ritorno alla normalità. C'è chi al momento è tagliato fuori e non ci sta a vaccinarsi dopo i ragazzini, parliamo dei trentenni. A 100 anni dalla sua nascita, il parlamentare Empedoclino ricordato alla Camera. Ai nostri microfoni il dermatologo Carmelo Sgarito. Ascoltato l'ex ministro Claudio Martelli. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, c'è un ritorno alla normalità anche per i matrimoni. Questa mattina il nostro direttore Arturo Cantella ha seguito una celebrazione. Riprendono finalmente i matrimoni dopo la pausa dovuta al Covid-19. Da oltre un anno non si celebrano. Oggi alla chiesa di San Nicola, Biagio e Concetta si sono uniti in nozze a celebrare il rito nuziale Don Baldo Reina. Sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Concetta, accolgo te, Biagio, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ma penso che sia un segno di grande speranza. I ragazzi già l'anno scorso avevano pensato al matrimonio, poi come tante coppie hanno dovuto rimandare per via delle restrizioni, adesso con grande coraggio, anche sostenuti dalle normative del governo, hanno deciso di, come si suol dire, convolare a nozze. Ecco, penso che appunto sia un segno di speranza. Dobbiamo essere tutti molto attenti, molto prudenti, perché sappiamo che i festeggiamenti in genere offrono occasione di stare insieme, quindi anch'io ho raccomandato durante la messa tanta prudenza, perché la gioia non deve offuscare la prudenza, perché ci lasciamo alle spalle un anno complicato e non dobbiamo complicarci ulteriormente la vita con cose leggere, insomma con atteggiamenti superficiali. Quindi tanti auguri a loro, tanti auguri a tutti coloro che hanno deciso di sposarsi, però mi raccomando, stiamo tutti molto attenti. Il matrimonio ha sempre un valore importante per la famiglia e per il futuro di tanti. Certamente il matrimonio cristiano è sacramento, è l'invocazione della presenza di Dio nella vita di questi ragazzi, sappiamo quante fragilità ci sono, ecco, nella vita matrimoniale, nella vita di tutti noi, per cui l'aiuto di Dio lo si invoca molto volentieri, quindi non perdiamo di vista questa dimensione religiosa che è la più importante per noi cristiani. Insieme si affrontano meglio le problematiche della vita. Insieme gli sposi e insieme gli sposi con Dio, questa è la formula vincente, non solo loro due ma la presenza forte di Dio, che è una presenza bella, è una presenza paterna, è una presenza che riesce a rasserenare tante cose. Che si prova, ecco, dopo tanto tempo, so che siete stati fermi per via del Covid, ecco una vostra impressione? Diciamo che finalmente abbiamo coronato il nostro sogno e nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo provato l'anno scorso, ma purtroppo niente da fare, e quest'anno finalmente ci siamo arrivati. Quanto è importante oggi, diciamo, il matrimonio, la famiglia? Voi avete deciso di convolare a nozze, il vostro obiettivo della vita? Quello di creare comunque una famiglia, dei figli e di stare in piena serenità, è quello che ci auguriamo. Come si è vissuta questa attesa? Sicuramente avete aspettato tanto per il Covid, ecco, si dovevano sposare il 15 di giugno dell'anno scorso, poi invece hanno rimandato tutto pensando che l'anno dopo sarebbe stato tutto meglio, invece poi è finita così e abbiamo rimandato per il 27 maggio. Adesso siamo qua, finalmente tutto. No? Certo, sicuramente l'allegria non mancherà e quindi siamo felici per quello che sta succedendo adesso. Come avete vissuto questo momento post-Covid? Niente, così è stato, non è che ci siamo riusciti a fare questo matrimonio, tante cose, è riuscito bene. Con tanta attesa, mia figlia purtroppo l'aveva presa a male, ma fortunatamente è andata benissimo. E poi il trattenimento lo faremo ad agosto, ma pazienza, l'importante è che hanno coronato il loro sogno e andranno a vivere insieme. Un momento di felicità bello, no? Sì, meraviglioso. Bellissimo. Dopo le rinunce che abbiamo fatto, è stato 3 volte rimandato in matrimonio, però è arrivato il momento di loro pure. E ringraziamo il Signore. Biagio e Concetta sono sposi in Cristo, facciamo un bel applauso per loro.
E adesso un servizio sui vaccini, quelli che al momento non vengono previsti per un'altra categoria di giovani, ovvero i trentenni. È una richiesta davvero strana che arriva dal presidente Draghi. Il presidente Mario Draghi vuole davvero cambiare le carte in tavola sui vaccini. Draghi avrebbe proposto, infatti, di chiedere all'EMA un parere sulla possibilità di mescolare vaccini diversi tra la prima e la seconda dose, visto che secondo alcuni studi è più efficace fare il richiamo con un vaccino diverso. Quali studi e da parte di chi non è però specificato. Rimane così l'assurdo di volere comunque cambiare le carte in tavola, come fatto già nel caso di AstraZeneca, raccomandato dapprima agli over 60, dopo i casi sospetti e adesso suggerito anche per gli studenti di 18 anni. E le raccomandazioni degli esperti a cosa servono? La notizia che riguarda la richiesta del Presidente del Consiglio sulla possibilità di mescolare vaccini diversi serve intanto a dimostrare come in Italia sulle vaccinazioni a prevalere è l'improvvisazione e la massima confusione. Un assurdo dietro l'altro, insomma. Ci si chiede perché non inserire anche i trentenni nella fascia speciale che in Sicilia comprende i ragazzini. A proposito, c'è da dire che il Trentino Alto Adige da oggi apre a tutte le fasce d'età. Da noi in Sicilia è semplicemente un sogno. Ecco, questo modo di gestire la campagna vaccinale con le regioni che vanno per conto proprio è sicuramente un flop per il governo Draghi, che ha voluto il generale Figliuolo per coordinare e gestire l'emergenza. Staremo a vedere chi vorrà prendere atto della reazione legittima di chi, lavorando dai 30 anni in su, non ci sta proprio a vaccinarsi solo dopo i ragazzi delle scuole. Infine, tornando ad AstraZeneca, diciamo che l'uso del vaccino a tutti i costi non è un fatto solo siciliano. E intanto c'è attesa per il cambio di colore delle regioni. Vediamo i dettagli con Lello Casesa. Passeranno ancora 2 settimane prima che la Sicilia diventi zona bianca e consenta la riapertura quasi totale di tutte le attività economiche, eliminando perfino il coprifuoco. Friuli, Sardegna e Molise da subito saranno zona bianca e subito dopo ci si prepara per il Veneto, Liguria e Abruzzo. E poi tutto il resto del paese, Sicilia inclusa. Un'intesa infatti è stata siglata tra le regioni e il Ministero della Salute per eliminare il coprifuoco nelle zone bianche ed estendere le aperture a quasi tutte le attività. Unico dubbio rimangono le discoteche. Per il resto sarà possibile nelle zone bianche con Green Pass accesso alle sale da ballo, matrimoni, congressi e piscine ed altre attività come parchi acquatici. Si pensa che entro fine giugno si possa parlare di un ritorno alla normalità, visto che la fase dei vaccini somministrati dovrebbe superare 17 milioni entrambi le dosi entro fine giugno. La nuova proposta dei governatori lanciata al commissario per l'emergenza Figliuolo è di garantire dosi a chi va in vacanza fuori regione per periodi lunghi almeno dalle 3 settimane in su. I numeri del virus calano soprattutto grazie ai ritmi della campagna vaccinale, superate le 32 milioni di dosi inoculate. In Sicilia è partita da ieri l'immunizzazione dei ragazzi che affronteranno l'esame di maturità per volontà del presidente della regione Musumeci. Visto l'approssimarsi degli esami negli istituti secondari di secondo grado, gli alunni volontariamente e senza prenotazione potranno essere immunizzati. 2 le tipologie di vaccino che saranno impiegate in base all'età. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Johnson o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni invece verrà somministrato quello di Pfizer. Giuseppe Sinesio, a 100 anni dalla sua nascita, è stato ricordato alla Camera dei Deputati. Sinesio, a cui la nostra emittente ha dedicato nei giorni scorsi uno speciale, è stato un politico di altri tempi, apprezzato dalla gente per il suo modo di agire e tenere i contatti. Ed è per questo che ancora oggi viene ricordato con grande stima. Vediamo. Anche la Camera dei Deputati ha voluto ricordare la figura dell'onorevole Giuseppe Sinesio, empedoclino di nascita, che ha compiuto proprio 100 anni, il giorno 18 maggio 1921,
A ricordarlo in aula è stata la parlamentare di Forza Italia, onorevole Maria Tripodi, che ha sottolineato come lo stesso onorevole Sinesio sia stato più volte sottosegretario di Stato al Tesoro e all'Industria. È un autorevolissimo membro della Democrazia Cristiana Siciliana, una figura, a detta della parlamentare Tripodi, che è stata importante per la Repubblica e per tutto il Sud. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, qualche giorno fa è ricorso il centenario della nascita di Giuseppe Sinesio, avvenuta a Porto Empedocle il 18 maggio del 1921. Sindaco, senatore, Cavaliere della Repubblica e membro di quest'Aula per ben 8 legislature. Più volte sottosegretario di Stato al Tesoro e all'Industria, autorevolissimo membro della Democrazia Cristiana, uomo di grande valore. E figlio, signor Presidente, di quella raffinata e solida cultura meridionale, spesso rimpianta in tempi di approssimazione. È doveroso, Presidente, e mi avvio alle conclusioni, ricordare qui oggi una figura importante per la Repubblica e per tutto il Sud. Prendo a prestito le parole di Indro Montanelli e mi piace ricordare qui che un popolo che non conosce il proprio passato non saprà nulla del proprio presente. È stato risolto a quanto pare il problema della sosta selvaggia degli autobus nella via Alessio Di Giovanni a Fontanelle. I mezzi, in sosta senza criterio, tra l'altro, nascondevano il contenitore per la raccolta degli escrementi, come da noi documentato nei giorni scorsi. Proficuo è stato anche l'intervento del presidente del comitato di quartiere Fontanelle Insieme, Vito Lauricella, il quale ricorda l'imminente avvio dei lavori per il parco, l'Isola dell'Allegria, che nascerà proprio nella piazzetta liberata dagli autobus. Per contribuire alla realizzazione della struttura, dice Lauricella, si possono utilizzare salvadenai esposti in diverse attività commerciali. Sui tumori della pelle abbiamo ascoltato il dermatologo Carmelo Sgarito. Sull'argomento è stato realizzato dal nostro direttore Arturo Cantella uno speciale che andrà in onda domani sera alle 21 e in replica sabato alle 16. Vediamo. Siamo con il dottor Carmelo Sgarito, dermatologo, per porgli delle domande. Ecco, maggio solitamente è dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle. Che consigli ci dà, dottore? Sì, maggio è un mese strategico, diciamo, nella prevenzione del tumore della pelle sul territorio nazionale ma anche sul territorio internazionale. Ed è un mese anche chiave, perché chiaramente è il mese che apre le porte dell'estate, apre le porte della, diciamo, esposizione al sole, e pertanto ecco, le raccomandazioni da parte degli specialisti diventano puntuali e anche strategiche. La prima raccomandazione che va fatta nel mese di maggio è proprio, infatti ci sono tanti open day, la visita dermatologica, ecco, la possibilità di fare un check-up della pelle per poter fare uno screening della condizione cutanea e quindi capire se ci sono dei fattori di rischio o meno, che poi potrebbero anche diventare dei fattori anche molto molto pericolosi. Quindi la prima cosa è un check-up cutaneo, dopodiché il dermatologo capisce quali indicazioni dare al paziente. Ecco, in vista della stagione estiva, siamo già a maggio, ora si comincia ad andare al mare, che consigli dare? Considerando anche che siamo stati molto a casa, per cui molto coperti per via del Covid, insomma non siamo potuti uscire, quindi ora ci sarà il forte arrembaggio verso le spiagge, verso il mare, verso il sole. Ecco, quali consigli dare? Appunto, sono consigli importantissimi, perché bisogna partire da un principio: la pelle non può essere esposta agli ultravioletti in maniera impropria o diciamo senza un criterio, per cui diciamo la pelle andrebbe esposta al sole con una gradualità
e questo andrebbe spiegato e deve essere spiegato soprattutto ai giovani, quindi alle fasce giovanili che diciamo solitamente si espongono al sole senza criterio. La pelle all'inizio va esposta al sole nelle ore meno calde, meno assolate, parliamo della fascia oraria che va dalle 9 alle 11 o dalle 4:30 del pomeriggio in poi. Questo consente, ecco, un allenamento cutaneo, tra virgolette, quindi la pelle comincia a prendere confidenza con i raggi solari e poi chiaramente via via si può anche esporre ai raggi solari anche delle ore più calde. Certamente bisogna utilizzare degli schermi solari, non è possibile andare al sole senza gli schermi solari. Perché? Perché la possibilità di incorrere in un'ustione solare apre le porte anche alla possibilità appunto di sviluppare poi negli anni un melanoma, quindi un tumore della pelle che è assolutamente maligno e che quasi sempre ha una prognosi infausta. Quindi diciamo i due comandamenti praticamente sono la gradualità nell'esposizione al sole e una protezione, un filtro solare diciamo alto, che consente appunto di abbronzarsi, perché non è vero che i filtri solari non fanno abbronzare, anzi consentono un'abbronzatura regolare e poi chiaramente anche utilizzare gli occhiali da sole e il cappellino. È giusta anche quella considerazione, si è stati anche per molto tempo in casa, quindi c'è anche una voglia tra virgolette anche giustificabile di invadere i lidi, e ancor di più queste nostre diciamo considerazioni diventano importanti perché il rischio diventa veramente un rischio molto alto. Una pelle che è stata abituata a stare diciamo al chiuso certamente non può essere esposta nel weekend al sole liberamente per 4-5 ore, perché le conseguenze sarebbero veramente drammatiche. Audizione all'ARS dell'ex ministro Claudio Martelli. Quando arrestano il 29 settembre del 92 Scarantino, lei ebbe un'interlocuzione con la procura di Caltanissetta per commentare l'operazione, questa svolta investigativa? In immediato ci fu soddisfazione, come è naturale, insomma, se il procuratore di Caltanissetta, che è stato appena nominato in così breve tempo, arriva a individuare il responsabile di una strage efferata, siamo sicuri, naturalmente siamo sicuri, sì, ma come? Sicuri, confesso, io confesso. Io fui poi più di una volta sentito come testimone dal procuratore e dai suoi aggiunti, Scaroli mi pare si chiamasse. La cosa che mi colpì fu che anche a loro prospettai la questione della mancata protezione, della mancata tutela di Borsellino. La cosa lasciò tenebrato del tutto. Sì, cioè, così, sì. Insomma, come se fosse un aspetto trascurabile. Gli ha dato la sensazione di essere un rito puramente formale, insomma, ma che non è che cercasse neanche spunti investigativi, suggestioni, fantasie o qualche fatto. Non si è dato pena di fare alcun approfondimento. La procura di Caltanissetta non ha mai ascoltato il procuratore Giammanco, mai. Né dopo Capaci, che già poteva esserci una ragione anche investigativa, né soprattutto dopo via D'Amelio. Si è mai chiesto come sia potuta accadere, diciamo, un'omissione? Non si ha idea dei guasti che sono provocati ad un tempo dai contrasti, dalle opposte ambizioni o visioni anche di ciò che debba essere il contrasto alla Cosa Nostra, e per altro verso anche dalle solidarietà, perché in genere a ogni contrasto corrisponde una solidarietà. Ma molto spesso si procede così, per amicizie, relazioni, contiguità, solidarietà sperimentate nel tempo, e per avversioni che possono essere o croniche o occasionali, determinate dalle più diverse rivalità, con poi questa infinita produzione di carte che serve solo a pararsi. Se poi con quelle carte si può mettere in difficoltà qualche collega in viso o viceversa scagionare qualche collega amico, tanto meglio. Su Giammanco anche il governo fu chiamato in causa, e prima di via D'Amelio. Di questa interrogazione, non so se lei ne abbia memoria, però insomma, il punto non soltanto sui contrasti, ma anche sulle conseguenze che questi contrasti potevano avere sull'attività investigativa del Procura di Palermo,
anche il governo in qualche modo fu chiamato a dire, a saperne, prima che morisse Borsellino. Se non ci fossero stati questi contrasti e se Falcone non fosse stato impedito di operare, non fosse stato bersagliato prima dai corvi e poi da coloro che lo denunciarono al Consiglio Superiore della Magistratura, all'epoca e anche adesso, il sindaco Orlando Cascio, l'avvocato Galasso, Mancuso, accusando di tenere nascosti nei cassetti della procura i nomi dei mandanti politici delle peggiori stragi, quelle precedenti a Capaci, cioè quella del generale Della Chiesa e quella di Piersanti Mattarella. Se non fosse stato questo il clima a Palermo, non ci sarebbe stato bisogno che io chiamassi Falcone a Roma perché potesse continuare il suo lavoro e, come gli dissi, rendere legge la sua esperienza. Promuovere la Sicilia con un adeguato piano a sostegno del turismo. Arturo Cantella. Prende il via la seconda fase di Sicily, il piano di promozione turistica della regione siciliana. I turisti infatti potranno decidere di organizzare la propria vacanza in Sicilia usufruendo dei voucher gratuiti messi a disposizione dal progetto. Basterà cliccare sulla pagina www.visitisicily.info.sicily e contattare uno dei 350 operatori convenzionati tra agenzie di viaggio, tour operator elencati sul sito per poter ricevere una notte gratis in più ogni 2 pernottamenti acquistati. Inoltre il pacchetto Sicily sono incluse a titolo gratuito servizi aggiuntivi come escursioni, immersioni, servizi di guida e di accompagnamento, ingressi gratuiti nei luoghi della cultura e da ottobre anche una scontistica sui voli. L'intervento di Sicily prevede anche una campagna di comunicazione a livello nazionale e internazionale. I video sono stati girati in location evocative e rappresentative delle bellezze siciliane. I testimonial coinvolti sono tutti siciliani, tra questi Eleonora Bagnato, i cantanti Colapesce e Di Martino, l'attrice Nicole Grimaudo, la ginnasta Carlotta Ferlisi, e inviteranno i turisti a venire in Sicilia. Questa è una ripartenza per i giovani che hanno bisogno di rivedere bellezza, arte e cultura, come ha sottolineato l'etuale Eleonora Bagnato. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Siamo pronti per rilanciare il turismo grazie a questo progetto che finalmente diventa pienamente operativo per promuovere la Sicilia. Anche l'assessore al turismo, sport e spettacolo Manlio Messina afferma come con un investimento di 75 milioni di euro puntiamo a rilanciare il settore turistico dopo un anno reso molto difficile dall'emergenza sanitaria Covid-19. Parte questa seconda fase del progetto di promozione turistica Sicily che vedrà la Sicilia protagonista a livello nazionale e internazionale. Partirà tutta la campagna promozionale e soprattutto partirà finalmente in maniera operativa la piattaforma per poter finalmente prenotare e quindi i turisti potranno collegarsi, rivolgersi alle agenzie di viaggio autorizzate o i tour operator e potranno finalmente prenotare le 3 notti in Sicilia e averne una gratis insieme a tanti altri servizi. Siamo quindi molto contenti di questo perché il lavoro che ci ha messo alcune volte anche in difficoltà ma che finalmente trova ampio respiro per questo progetto da 75 milioni di euro che il governo Musumeci ha voluto mettere a disposizione della filiera del turismo. Io non ho mai dimenticato di essere siciliana, questo per me è fondamentale perché senza le radici affondi, quindi essere siciliana è solo un orgoglio per tutti noi artisti che siamo purtroppo dovuti scappare, ma torniamo con grande emozione e piacere. E adesso gli sviluppi sul caso di Denise Pipitone. E così ancora non si riesce del tutto a rendere giustizia a Denise, eppure della piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo parla ormai il mondo intero. Le cronache ne sono zeppe, le indagini viaggiano spedite, le supposizioni avanzate nei talk televisivi neppure si contano più. Ma una verità, quella gridata da mamma Piera, da sempre appare ormai certa. È la famiglia allargata di Denise sulla quale occorre muovere i tasselli e adesso più che mai, poiché il caso deve essere risolto,
Chi l'ha visto, condotto da Federica Scerelli, è partito nella serata di ieri con l'intervista alla ragazza oggetto dell'ultima segnalazione. Dai social la somiglianza con Denise aveva lasciato senza fiato quanti si stanno mobilitando per ritrovare la piccola oggi ventenne. Sul web lo scatto di questa giovane è diventato virale, accompagnato da una descrizione che sostiene che anche lei si chiami Denise e che vive in Ecuador. Eppure la ragazza, contattata tramite una chiamata video su WhatsApp, ha dichiarato che il suo vero nome è Maria Grazia, non Denise. Ha detto di non essere dell'Ecuador, ma di essere sempre vissuta in Brasile. Maria Grazia. Quindi il tuo nome non è Denise? No. Non mi sono mai allontanata per nessun motivo, ha ammesso, e ha aggiunto di vivere con i suoi genitori e di avere 29 anni. Intanto, lo ricordiamo, una commissione parlamentare d'inchiesta farà chiarezza su eventuali errori o depistaggi sul caso Denise Pipitone. Inoltre, durante la puntata di ieri, sono stati ricostruiti i movimenti esatti di Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise, Pietro Pulizzi. Quel 1° settembre 2004 cosa fece la signora Anna? Le lavorava in un hotel e nel foglio degli ingressi e delle uscite le grafiche degli orari di entrata e di uscita di Anna sembrano diverse. Quello di uscita infatti sarebbe stato appuntato da una collega. L'1 settembre 2004 Anna è andata come sempre a lavorare in albergo, a pranzato con un nuovo altegamino insieme ai colleghi tra le 11:30 e mezzogiorno, e un testimone la ricorda seduta al tavolo, ma successivamente non più. Corona disse al processo di essere uscita alle 15:30 insieme a Francesca, ma mentre la firma sul foglio di presenza è della stessa Corona, una perizia calligrafica ha attestato che l'orario di uscita era stato apposto da Francesca, che successivamente ha confermato. L'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Lombardo ha fatto poi notare come Corona sarebbe potuta uscire indisturbata e facilmente dalla lavanderia dell'albergo presso la quale lavorava. Si è dunque tornati sulle intercettazioni ambientali di Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona, e Piero Pulizzi, padre naturale di Denise. In particolare ci si è concentrati sulla testimonianza di Fabrizio, ex ragazzo di Jessica, che pronunciò la frase "l'ammazzaste a Kid", che Jessica ha sempre sostenuto si riferisse a una gallina. La versione di Fabrizio però è diversa. Il giovane non solo non ricordava di riferirsi a una gallina, ma non avrebbe più voluto avere a che fare con Jessica da quel giorno. Ma noi abbiamo il dovere comunque di ricordarlo. Jessica Pulizzi è stata già assolta in 3 gradi di processo, mentre la madre, Anna, ha ricevuto all'epoca l'archiviazione, così come Giuseppe Della Chiave. Anna e Giuseppe oggi però sono nuovamente iscritti nel registro degli indagati. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Sanità in Sicilia, una mozione chiama in causa il presidente Musumeci. La mozione depositata in queste ore porta le firme del capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro, Giuseppe Lupo, capogruppo del PD, e Claudio Fava. La Sicilia, si legge nella mozione, è tra le ultime regioni per numero complessivo di dosi di vaccino somministrate per classi di età, con una disorganizzazione cronica e la totale mancanza di un confronto tra il Parlamento e il governo regionale. La sanità siciliana, secondo i firmatari, è un disastro e Musumeci deve dare immediate risposte. Abbellite le aiuole di Fontanelle, il quartiere a nord di Agrigento, un intervento del comune tanto atteso, ma come fanno notare i residenti sarebbe un peccato fare appassire le piante e i fiori per mancanza di acqua. Ma non deve essere necessariamente il comune a provvedere, basterebbe che lo facessero i commercianti della zona a turno, considerato che si tratta di un bene comune. Morta all'età di 84 anni Carla Fracci a causa di una grave malattia, la regina della danza italiana, Étoile della Scala.
Il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo, ha presentato in conferenza stampa il libro Targa appuntato a lotta. C'è il servizio. Presentato stamani presso il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento, alla presenza del colonnello Vittorio Stingo insieme all'autore Gaetano Allotta, il libro Targa all'appuntato a lotta 2. Quest'anno è stato assegnato al padre dello stesso autore. Il premio è stato istituito oltre 40 anni fa dai figli del militare Gaetano, Antonietta ed Eleonora in ricordo del loro genitore. Tra gli insigniti della targa anche quella data al maresciallo Giuliano Guazzelli, poi assassinato dalla mafia. È un momento importante che lega l'Arma dei Carabinieri alla cittadinanza, grazie anche alla famiglia Allotta, all'avvocato Gaetano Allotta qui presente, che ricorda il papà classe 1896, appuntato dei Carabinieri Reali. È un momento importante per la memoria, è un momento in cui noi evidenziamo quanta attenzione prestiamo ai nostri caduti, quanta attenzione prestiamo ai nostri servitori, quanta attenzione prestiamo a coloro i quali tutti i giorni garantiscono la libertà e la democrazia per le strade della nostra Italia. Un'azione di mutuo soccorso che fate anche verso chi nell'arma non c'è più, ha avuto qualche incidente? Sì, gli uffici dedicati all'assistenza e al benessere dell'Arma dei Carabinieri fanno sì che le nostre famiglie non siano mai sole, non siano mai soli i genitori che perdono dei figli, non siano mai soli i figli che perdono dei genitori. Cavaliere Allotta, come mai questa pubblicazione è dedicata a suo padre? Beh, io come dicevo poco fa, mi sono attenuto ai comandamenti del Signore che dicono onora il padre e la madre. Questo è stato un piccolo gesto di devozione e di onorare un uomo che ha servito lo Stato per tanti anni e che non è, come dicevo poco fa, un eroe alla Pietromicca, ma è un eroe della quotidianità. Una targa che è giunta al 41esimo appuntamento, quindi un impegno costante negli anni che si vorrà mantenere anche nel futuro. Bene, io come ho detto già c'è pronta la targa dell'anno 21 che sarà data nel 2022, ma spero che anche in seguito questa bella iniziativa possa continuare. Un video sugli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa, 17enne bruciata viva a gennaio, è stato depositato nell'incidente probatorio davanti al GIP di Termini Imerese. L'ex fidanzato Pietro Monreale è imputato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Nel video si vede un uomo gettare benzina sulla giovane che, secondo il medico legale, è morta dopo un'atroce agonia nei pressi del campo sportivo di Caccamo, nel Palermitano. La famiglia della giovane è rappresentata dai legali Giuseppe Canzone e Sergio Burgio, che hanno assistito all'incidente probatorio. Pietro Monreale, di 19 anni, si trova in carcere da gennaio. Il giovane si è sempre difeso, sostenendo che la vittima, dopo una violenta discussione, si era data a fuoco da sola. È stato lo stesso Monreale a portare carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo. Le immagini depositate sono state girate dalle videocamere piazzate fuori a un bar vicino al campo sportivo del paese del Palermitano. Ma i dati forniti permettono di escludere l'ipotesi del suicidio, della morte accidentale, spiegano i due avvocati. Dal video si è visto chiaramente il corpo di una persona prendere fuoco e la presenza di un uomo che si trovava vicino a quel corpo, che poi si è allontanato ed è salito a bordo della macchina di Monreale. L'uomo poi si è scostato di qualche decina di metri posteggiando mentre il corpo di Roberta finiva di ardere. Sono state immagini molto forti quelle mostrate alla presenza dei genitori e del fratello di Roberta, sempre presenti in aula, dicono i legali. Si è trattato di un video che ha spiazzato tutti i presenti e che dimostra in modo inconfutabile che Roberta è stata uccisa al campo sportivo, caricata in auto e gettata nel dirupo vicino al monte San Calogero. Ormai il gravissimo quadro indiziario a carico dell'indagato si è trasformato in un quadro probatorio gravissimo che, a nostro giudizio, dicono ancora, non consente di poter formulare ipotesi investigative diverse. Il consulente tecnico d'ufficio ha spiegato che la morte di Roberta Siragusa è
stata determinata da arresto cardio, circolatorio e respiratorio conseguente al gravissimo stato di shock causato dalle estese e gravissime ustioni del corpo e soprattutto del tronco e degli arti superiori, fino alla carbonizzazione di ampie parti della superficie corporea. Lo rendono noto, riferendo le parole del medico legale, gli avvocati Burgi e Cansone. A tale gravissima condizione di shock cosiddetto primario, la Siragusa è giunta per lo scatenamento di riflessi neurovegetativi da inibizione del simpatico ed eccitazione del parasimpatico, derivanti dalla profonda angoscia e dall'intensissimo dolore, certamente provenienti dalla stimolazione di recettori presenti nell'estesa superficie corporea interessata dall'ustione. Questi i tecnicismi riportati dai legali nel mettere a conoscenza il referto del medico. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito e arrivederci.